www.containerradio.it. Intervista del giorno. Ancora non riesco a dimenticare, e ancora non voglio dimenticare te. Carissimi amici, ben ritrovati come sempre qui a Container Radio e come ogni giorno a quest'ora ad Information Desk c'è l'appuntamento con l'intervista del giorno. Non sarò da sola, infatti in mia compagnia c'è Andrea, quindi ciao Andrea, buon pomeriggio. Grazie Crystal, buon pomeriggio a te, benvenuta anche oggi al nostro Information Desk e quest'oggi devo dire abbiamo già, lo sai, il fan club che sta scalpitando, perché quando le ragazze hanno saputo che c'era questo ospite che andremo a presentare adesso, hanno già cominciato a strapparsi i capelli, sai come si faceva una volta, Crystal? Sì, capisco. Lascio a te le presentazioni. Certo, con molto piacere, quindi ai nostri microfoni di Container Radio diamo il benvenuto a Nick Casciaro. Benvenuto Nick. Ciao a tutti, ciao, grazie mille, eccoci qua. Benvenuto Nick qui a Container Radio e quest'oggi con te vogliamo parlare. Innanzitutto ti dobbiamo fare i complimenti ancora per Amici, come diceva anche la nostra Crystal, tifavamo per te, poi comunque parleremo anche un po' di Amici, ma parliamo innanzitutto delle due manifestazioni che ci saranno questo weekend, il Song Life a Verona e poi il premio Beatrice sempre a Verona al Teatro Romano. So che venerdì tu dovevi partecipare domenica, ma sei stato chiamato anche venerdì per il Song Life a sostituire un discografico e sarai tu proprio a giudicare i ragazzi in questo caso. Infatti sono veramente elettrizzato. Intanto vorrei dirvi che è successo tutto un po' per caso, tutto molto velocemente, ma veramente io sono onorato che comunque gli organizzatori hanno pensato a me. Insomma, mi fa veramente piacere il fatto che io possa essere anche, volendo un esempio per questi ragazzi, anche perché io comunque a loro non ho niente da insegnare, più che altro posso condividere quella che è stata la realtà che ho vissuto, quelle che sono le esperienze, anche perché sono un po' queste secondo me le cose che contano, e molta esperienza e soprattutto tenere gli occhi e le orecchie ben aperte, perché non sai mai chi hai davanti, non sai mai chi ti può insegnare qualcosa. E una cosa che ho imparato è che tutti hanno veramente qualcosa da insegnarti, nel bene e nel male. Poi insomma scegli quale strada prendere, e quindi ogni persona che incontri, ogni esperienza che fai sarà parte del tuo bagaglio personale. Certo, e quindi Nick, come diceva adesso giustamente Andrea, venerdì ti troveremo in veste di giudice, quindi volevo chiederti come ti trovi quindi una volta tanto dalla parte di chi giudica? Ma guarda, essendo che non mi è mai successo, quando sarò lì te lo dico, però no, sarà molto divertente. Io penso che ho veramente, al di là dell'orecchio critico, comunque essere critico, no, io sarò lì per ascoltare dei ragazzi che hanno una passione, quindi sarà questa, diciamo, la cosa che più conta, e che in più fanno una cosa veramente nobile. Infatti, e quindi ti aspettiamo venerdì, e poi quindi venerdì, come hai detto, a caldo, quindi ti domanderemo che emozione è stata nella veste di giudice. Le impressioni, sarà diverso da essere cantante a giudice, è una bella novità. Immagino, certo. E quindi parliamo un po' della tua esperienza di Amici, non so, cosa vuoi raccontarci, che ricordo hai? Ma guarda, intanto devo dire che al di là di tutto è stata una scuola di vita incredibile, penso di aver fatto un'esperienza, di aver vissuto un'esperienza veramente unica, e di essere cresciuto veramente in modo pazzesco, perché all'interno della scuola di Amici sei concentrato e sei all'interno di un succo concentrato, permettimi il gioco di parole, di studio e di musica, quindi praticamente fai un salto in avanti come se avessi frequentato
un anno o due di una scuola normale di musica, quando in effetti sono stati poco più di 6 mesi, 7 mesi. Beh, noi ti abbiamo visto anche, diciamo, con Rudy Zerbi, non è che andavate molto d'accordo. Ma Rudy Zerbi è chiaramente anche a scuola, no? Ci sono i professori a cui stai più simpatico, certo, a cui va più a genio, e altri invece che appunto non ti vedono di buon occhio e hanno i loro pensieri, quindi Rudy ha fatto il suo e io ho fatto il mio. Una domanda che facciamo spesso, anche perché un po' ci incuriosisce, devo dire, noi intervistiamo anche tanti giovani qui a Container Radio e spesso e volentieri chiediamo anche le loro impressioni sul talent show. Spesso un po' si demonizzano, tu invece, dopo aver fatto la tua esperienza ad Amici, poi ricordiamo anche altre esperienze che hai avuto precedentemente, consiglieresti ad un giovane di parteciparvi? Assolutamente, guarda, per quanto mi riguarda, al di là di vedere di buon occhio o meno il talent, bisogna rendersi conto che oggigiorno è probabilmente l'unica strada, no? Per farsi avanti in questo mondo dell'arte che comunque è difficile, no? Come tutte le cose in generale, ma forse ancora di più per chi vuole essere cantante o ballerino. Quindi al di là di tutto i talent show sono probabilmente l'occasione più importante che può avere un ragazzo oggigiorno, quindi che tu sia un cantante o un ballerino, che tu voglia sfondare nel mondo dell'arte, i media, la televisione sono le cose che più possono lanciarti e che comunque, se sei seguito come nella scuola di Amici, ti fanno anche crescere. Quindi non vuol dire niente il fatto di andare a fare un programma televisivo, un talent show, e non vincerlo e non riuscire ad arrivare fino in fondo, perché purtroppo, per fortuna, il mondo è fatto di tante persone diverse, tanti talenti diversi, e c'è chi è più talentuoso di te, voglio dire, tutti noi l'abbiamo vissuto, però la cosa importante è non demordere e di rubare, permettetemi il termine, tutto quello che puoi da chi ne sa di più, quindi maestri, professori, ragazzi più in gamba di te, insomma il talent show oggigiorno è una scuola di vita, secondo me. E progetti, hai dei progetti ai quali ti stai preparando? Sì, guarda, io adesso fra poche settimane uscirò con un singolo che è stato scritto e composto da me. E il titolo lo tengo come sorpresa, lo dirò più avanti. Posso dare un indizio, che è una canzone che avevo scritto tempo fa e che verrà rivisitata e reincisa in studio in modo professionale, perché la versione che avevo scritto io e composto e registrata era molto casalinga, però vedo che ha riscosso un certo successo e adesso cambierò anche la chiave, verrà un po' più rock, quindi sarà un bel pezzo. E il mio progetto è proprio questo, ho un progetto abbastanza importante da realizzare, e ci sarà da lavorare parecchio, ma veramente la voglia di fare è tanta, c'è tanta energia, io fremo dalla voglia di lavorare e realizzare qualcosa di molto molto interessante, di molto competitivo anche. Certo, e quindi stai già anche, diciamo, pensando ad un disco, che tipo di album vorresti fare? Ma guarda, le strade sono diverse e quindi devo ragionarci bene. Certo che a me piacerebbe realizzare un disco che raccontasse di me, quindi canzoni comunque che rispecchiano la mia personalità. Io sono un tipo molto ironico, mi definisco un po' un romantico nascosto anche, che non lo do troppo a vedere, o magari sì, insomma sono un ragazzo molto, molto empatico, sensibile. E poi mi piacciono le lingue, quindi magari realizzare un CD anche non solo in italiano, ma che possa essere anche un prodotto internazionale. E noi veramente noi ti facciamo veramente un in bocca al lupo e speriamo molto presto che tu possa uscire con un album che, oltretutto, sapevo, avendo visto anche il Daytime di Amici, così, che dall'etichetta Sugar eri stato contattato, se non sbaglio. Sì, sono stato contattato, c'è stato un primo contatto con la Sugar,
e adesso sta aspettando, diciamo, a darmi una risposta. Mi sta facendo un po' patire, però io non mi arrendo, insomma, anche perché se stai ad aspettare mi dicono che non accade nulla, quindi io appena sono uscito dalla scuola di amici ho cominciato a muovermi da solo, come d'altronde ho sempre fatto, no? Fino ad oggi, quindi, e devo dire che ho trovato dei bei contatti, sto realizzando qualcosa di molto buono veramente con le mie gambe, con le mie mani, con la mia voce, e poi chiaramente tutto il contorno di persone che ho conosciuto e che sicuramente senza di loro non potrei fare nulla, perché da soli, per quanto uno può dire me la cavo da solo, non è mai così veramente, perché hai sempre bisogno di qualcuno che ti dia una mano. E a questo punto parliamo un po' anche dei fans, quindi, anzi delle fans. Hai un fan club scatenatissimo, devo dire. Che cosa si prova ad avere così tante fans? Ma guarda, intanto io posso dirti che ancora mi ci devo abituare e forse mai mi ci abituerò. Quello che ti posso dire è che ho veramente un fan club affiatatissimo, cioè loro sono veramente speciali, infatti io non ringrazierò mai abbastanza il fan club. La mia pagina è arrivata a 107.900 passa fan, quindi veramente ho raggiunto già un bell'obiettivo, no? Raggiungere così tanta gente è una bella massa. E in più quello che mi sento di dire è che il mio fan club probabilmente è il più dolce che abbia mai visto nella mia vita, perché mi scrivono dei messaggi veramente incredibili e mi commuovono quasi ogni volta che ne leggo uno. Quindi veramente ho un fan club composto da intanto tantissime età diverse, perché vado dalle ragazzine alle mamme, alle nonne, alle zie che saluto, e quindi veramente mi sorprende questa bontà che c'è, no? Nei messaggi e comunque nelle persone che mi scrivono, quasi avessero capito quello che è il mio animo, no? E quindi penso che ogni artista ha i fan che più lo rispecchiano, quindi sono veramente contento. In più sono una persona estremamente empatica quindi avere questo riscontro è incredibile, mi emoziono, e grazie anche a loro se veramente sto avendo successo e avrò successo. Chiaramente lo dedicherò, oltre che a me, alla mia famiglia, a tutti coloro che mi sostengono, quindi fan, e sarà una gioia condividere ogni vittoria e, perché no, anche qualche piccola sconfitta che non guasta mai. No, devo dire che veramente le fans, tutto il gruppo ti vogliono veramente bene. Tu pensa che da quando hanno saputo che saresti stato ospite al Premio Beatrice, che avremmo avuto modo anche di avvicinarti con Container Radio, di fare 4 chiacchiere con te, hanno voluto istituire il Nick Moment, praticamente ogni giorno ad orario praticamente fisso passa la tua canzone. Ma dai, questo è un bellissimo pensiero. Grazie. Beh, noi ti abbiamo visto anche, oltre ad Amici, anche ad X Factor e poi a Italia's Got Talent. Insomma, sì. sono talent show importanti, sono anche delle grandi vetrine per farsi conoscere. Sì, assolutamente. La più grande, vabbè, in assoluto la più grande è stata Amici per quanto mi riguarda. Ma l'anno prima, e tutto è partito molto per gioco, non sto qui a raccontarvi la storia perché è molto lunga, però Italia's Got Talent è stata un po', diciamo, la miccia, no? E con Amici è esplosa la bomba, o magari è un petardo ancora, non lo so, ma insomma qualcosa è successo. Dopo Italia's Got Talent ho capito che assolutamente la musica e il canto era la strada, sono le strade da percorrere, quindi ora davanti a me, soprattutto dopo Amici, che è stata assolutamente una, come si può dire, una risposta, no? al mio quesito, sono pronto per fare musica, devo fare musica, beh, Amici mi ha dato la conferma, quindi veramente sono due realtà intanto parallele a quella che è la vita comune, penso, perché vivi una vita completamente parallela a quella di un qualsiasi altro ragazzo della tua età, però veramente pazzesco, veramente incredibile. Ancora oggi forse non mi rendo conto esattamente di quello che mi è successo. Veramente. E volevo chiederti una cosa, Nick, ritornando al discorso di Amici,
hai avuto durante il serale, quindi di fare diversi duetti con cantanti famosi del mondo della musica. Sì. Ce n'è uno in particolare o tutti che proprio ricordi con maggior affetto? Guarda, io stringerò sempre nel cuore il duetto con Alessandro Amoroso, un po' appunto perché siamo due persone molto empatiche, ecco, io continuo a ripetere questa parola che mi piace particolarmente, però veramente Alessandra Amoroso si è rivelata una persona di un'estrema dolcezza e umanità, cosa che non ti aspetti magari da un artista affermato, no? E così è stato anche con il signor Placido Domingo piuttosto che Mario Biondi, insomma tutti i big sono persone umane, e questo secondo me è il segreto per fare successo in generale, no? Rimanere ben saldo a terra, con i piedi a terra, essere bravo, disponibile e condividere quello che ti ha aiutato nella vita. Quindi veramente per un ragazzo come me stare a contatto con artisti del calibro di Alessandro Amoroso, Mario Biondi, piuttosto che Tozzi, insomma tutte le persone con le quali abbiamo giocato noi, sia bianchi che blu, all'interno della scuola di amici, è un onore, perché loro ti danno parte del loro bagaglio di esperienze e tu ne fai tesoro. Quindi è stata veramente un'esperienza incredibile, veramente ogni duetto è stata un'esperienza diversa. E ritornando a domenica, quindi a Verona, per quanto riguarda il premio Beatrice, magari ci puoi raccontare cosa ci presenterai, magari appunto il tuo singolo, il primo metro su cui camminare? Ma guarda, in realtà vista la situazione, intanto dobbiamo ancora pensarci, nel senso che una volta che parlerò con gli organizzatori vedremo quale sarà il pezzo più adatto, anche perché è un momento delicato, no? Io, essendo sensibile, vorrei cantare la canzone più appropriata, più adeguata alla situazione. E insomma ci sono delle belle canzoni che ho in mente e che non vorrei dirle adesso per non rovinare la sorpresa, però saranno sicuramente pezzi adeguati al momento, no? Quindi anche un augurio, insomma un messaggio, no, importante per tutte le persone che ci ascoltano, che ci vedono, che sia di speranza e di gioia anche. Certo, e quindi invitiamo, come hai detto te anche Andrea, tutto il fans club di Nick che magari si trova a Verona, nei paraggi, quindi se vogliono venire a sentire Nick, veramente di venire domenica al premio Beatrice, perché oltre a vedere Nick, sentire la sua bella voce e a trascorrere una serata diversa, veramente è una serata anche con uno scopo ben preciso, sia nel fare del bene a delle persone, quindi invitiamo tutti quanti. E poi, come dicevamo prima, dopo venerdì e domenica ti beccheremo, quindi a caldo, e ci racconterai le tue sensazioni. Esatto. Assolutamente. E quindi io voglio un attimo collegarmi. Venerdì, oltre nella veste di giudice, magari ti esibirai anche, avrai questa occasione? Ma questo non me l'hanno detto, però io non mi tiro mai indietro, vediamo, non lo so. Beh, speriamo, ancora non lo so. Speriamo di vederti anche venerdì, anche perché ti devo dire una cosa, anche la nostra Crystal Darry è una valente cantante, si esibirà anche lei venerdì. Sì, ci sarò anche. Sì. Ma dai, non vedo l'ora. Ok, tanto oltretutto, diciamola, siamo conterranei, si può dire, siamo tutti due trentini, quindi esatto, ci vedremo comunque venerdì, anche domenica. Nick, bene. Noi adesso ci ascolteremo il tuo singolo, il primo metro su cui camminare, però devi sapere che qui da noi a Container Radio c'è una sorta di tradizione, ormai è diventata praticamente, quella di chiedere a tutti gli artisti che andiamo ad intervistare di diventare per qualche secondo speaker, di autopresentarsi la canzone
con un saluto per i nostri ascoltatori. È una cosa che ovviamente chiediamo anche a te. Assolutamente, la lancio. Faccio un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando e vi lascio con il mio pezzo, Il primo metro su cui camminare. Spero vi piaccia. Ciao! Grazie mille Nick, a prestissimo, quindi a venerdì e a domenica, e grazie mille per l'intervista che hai rilasciato a noi, ai nostri microfoni di Container Radio, a tutte le tue fans che sono all'ascolto. Grazie mille Nick. Grazie a voi, alla prossima. Alla prossima, un abbraccio, ciao. Ciao Ciao, Nick. ciao. Dove finiscono le stelle? È lì che cominciano i sogni, lo so. Tu non fermarmi. Sai però che ci credo davvero, vedi si avverano i sogni. Intervista del giorno. www.containerradio.it